Qui a scuola ogni volta che piove poco più del normale le aule si allagano, siamo impossibilitati a svolgere le lezioni nelle nostre aule, la palestra è spesso inagibile, il nostro auditorium è dichiarato inagibile da più di un anno e non possiamo fare un'assemblea di istituto da moltissimo tempo. La scuola fa acqua. Padova, Liceo Cornaro, oggi qui, domani in un altro istituto. La situazione delle scuole in provincia fa poche eccezioni. In questo caso basta una forte pioggia per assistere a numerose infiltrazioni, secchi dappertutto. Con l'ultima pioggia si sono allagate ben 4 aule e questo non era fino a questo momento successo, o almeno non era successo con regolarità. È chiaro che questo crea un grossissimo disagio. Siamo stati costretti appunto ad andare o in aule di informatica, che comunque sono state anche chiuse per problemi appunto di disponibilità spazio, o comunque ci siamo ritrovati molto scomodi. Anche la classe mia stessa è stata allagata. Gli studenti chiedono interventi urgenti. Chiediamo che l'edilizia scolastica torni ad essere al centro della discussione e dell'attenzione pubblica e speriamo in un incontro con la provincia e la regione al più presto possibile. Abbiamo già attivato l'anno scorso un finanziamento di 600.000 euro, per cui i cantieri partiranno tra qualche mese di nuove coperture proprio al Gramsci Cornaro, come anche altri plessi scolastici. Questa provincia in un anno e mezzo ha stanziato 14 milioni di euro per interventi per circa 13 plessi e licei in tutta la provincia. È un'azione molto forte, ma che noi una risposta la vogliamo dare.